Stadio di rugby, alla cassa non ci si ferma per pagare il biglietto, ma per sottoporsi al tampone. I medici di famiglia, che già lavorano in gruppo, si sono resi disponibili a eseguire i test antigenici e su spunto di uno di loro, che è anche presidente del casale rugby, è stata scelta questa location allestita dal comune e sorvegliata dalla protezione civile. Siamo un gruppo di 7 medici di medicina generale che lavorano in gruppo, supportati da 2 infermieri. L'iniziativa è partita ed è stata anche accolta con gran favore da parte della popolazione. Sia ieri che oggi abbiamo praticamente registrato il pienone. Voi vi date il turno qui come medici? Sì, ogni giorno ognuno di noi presenza per 2 ore con la collaborazione dell'infermiere. Si vedono facce comunque conosciute, vedono magari il proprio medico, in questo caso anche l'infermiere che magari hanno conosciuto ambulatorialmente e di conseguenza sì, si sentono più rassicurati. Niente coda, esito comunicato, sia in caso di positività che di negatività, entro mezz'ora. Punti tampone gestiti dai medici che contribuiscono ad alleggerire i principali drive-in della provincia. Solo qui, tra ieri e oggi, sono stati effettuati 60 tamponi, 3 in tutto i positivi. L'unico grande problema è che praticamente nel giro di un paio di giorni finiremo la fornitura data dalla ASL, dall'azienda, per cui il nostro proposito, il nostro invito sarebbe quello, vista la riuscita positiva dell'esperienza, di poter reiterare e continuare su questa strada. Quanta importanza ha che anche i medici si attivino? Ma è fondamentale perché loro conoscono il territorio, hanno un contatto diretto con i loro pazienti e quindi scaglionano coi tempi giusti nell'arco di queste 2 ore, dalle 11 alle 13, coloro che hanno bisogno di fare i tamponi.